Ho deciso di convocare l'azienda e i lavoratori, quindi tutto il gruppo a Venezia, aprendo una procedura di fatto di verifica, perché siamo a pochi mesi dalla fine del contratto di solidarietà e quindi la Regione ha l'obbligo di verificare quali siano le condizioni. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan vuole fare chiarezza sulla situazione del gruppo Giona. In municipio a Valstagna, davanti ai lavoratori dell'ex Lametal in presidio da più di 2 settimane davanti allo stabilimento di Oliero, l'assessore ha annunciato la convocazione in regione dei vertici dell'azienda per la prossima settimana. Chiederemo quali sono le intenzioni dell'azienda in termini di piano di rilancio o piano industriale o piano di organizzazione, questo dovrà dirlo l'azienda, anche rispetto agli impegni che devono essere assunti nei confronti degli stipendi dei lavoratori. Un intervento che potrebbe essere risolutivo almeno per capire quali siano la situazione dell'azienda e le intenzioni di chi la guida. Abbiamo trovato una donna, un politico che ha le idee molto chiare, come noi ovviamente delle organizzazioni sindacali. La cosa ci fa molto piacere e ci farà ancora più piacere che ovviamente l'azienda si presti a fornire dei dati. A Valstagna i dipendenti dell'ex Lametal, in contratto di solidarietà fino a marzo e senza stipendio da 4 mesi, lamentano proprio la mancanza di qualsiasi comunicazione dalla proprietà. In questo momento l'azienda ha dimostrato di non essere solidale con i lavoratori, ma soprattutto non avere il coraggio di confrontarsi col sindacato. A oggi lascia a Vastagna un numero di persone alla fame. Ora l'obiettivo è la creazione di una collaborazione che aiuti ad uscire dalla crisi. Se ci fosse la volontà dell'azienda, la Regione è pronta ad applicare gli strumenti a sua disposizione.